È sfida di alta classifica alla IT Quotidiano Arena. Dopo aver subito una settimana fa la prima sconfitta stagionale in campionato, Trento prova a rimettersi in carreggiata contro una Virtus Bologna che torna in campo 48 ore dopo la grande prova con il Barcellona per risollevarsi anche in campionato. Gran salvataggio di Baie, circolazione di palla per servire Lamb che attacca Grasulis, non tira, preferisce andare da Ellis, extra pass nell'angolo per Cale. Perso in transizione Cale che ha tantissimo spazio per puntare il suo mirino, tripla bersaglio, più 4 Trento. Gran difesa di Bellinelli, non perfetta qui la gestione offensiva della Dolomite Energia. Bellinelli da 3 punti a rimorchio in transizione, Marco Bellinelli, -1. Grande virata di Ford, molto elegante. Più 4 Trento, Polonara prova a replicare con la stessa moneta, Achille Polonara. Morgan si crea un mismatch sotto, prova ad arrivarci Bologna, Hackett penetrazione, taglio di Polonara. Con la parte di Baie, deviazione di Diouf, la butta via Trento, Hackett al ferro a segnare il canestro che vale il più 8. Ford contro Morgan, va da Niang nell'angolo, Žukauskas attacca il recupero di Hackett per poi tornare da Niang, si guarda intorno, si ritrova libero, prende la tripla, la segna, Trento non molla e lì a -5. Con Achille che lancia Cordinier, che prova a rallentarlo, c'è Grasulis che ha vantaggio nei confronti di Ford. Žukauskas per Lamb che attacca il recupero di Grasulis per poi tornare da Žukauskas con una grande palla che Žukauskas non trasforma in 3 punti, rimbalzo in attacco di Niang, Lamb ci riprova, tripla frontale! Vuole sfidarlo Grasulis, finta il blocco, poi invece blocca per il movimento di Bellinelli, ricezione profonda di Achille, molto bravo a girare intorno all'avversario. Dobbiamo cercare di rimanere concentrati, sono una squadra imprevedibile, sono in grado di fare un break di 10-0, 15-0 in pochi minuti, quindi dobbiamo stare attenti e sarà importante l'approccio nel terzo quarto. Lamb punta Grasulis, lo attacca dal palleggio, riapre, tripla creata bene per Quinellis che ha cominciato da grandissima questo terzo quarto. Ancora Quinellis, Bellinelli non gli si avvicina a sufficienza per contestare il tiro. Ancora un end-off per Quinellis che attacca, Morgan serve, Baie che vola a inchiodare a 2 mani, più 2 Trento. Cordinier dalla punta contro Lamb, si butta dentro, appoggia al vetro anche lui. Forrai per Ford che ha poco tempo, deve accelerare, il floater di Jordan Ford. Diouf con il blocco, Baie arretra, concede la tripla, Morgan, questa scelta invece meno buona da parte della difesa trentina, tripla a segno -5. Forrai tripla sopra Bellinelli. Movimenti di Cordinier e allora può tagliare indisturbato Grasulis. Ci prova Lamb e la mette Anthony Lamb con la tripla che può valere i titoli di coda. Morgan può accelerare, lascia il tiro a Bellinelli. Mamma Marco mia. Bellinelli la riapre. Corre Morgan in velocità superando la metà campo, ancora Bellinelli, questo non gli entra, rimbalzo per Cale, il traguardo per Trento adesso è veramente a mezzo passo. Trento torna a vincere dopo il passo falso contro Trapani.
per la Dolomite Energia e l'11ª vittoria stagionale a fronte di una sola sconfitta. Riprende la sua corsa dopo i 2 passi falsi consecutivi in campionato in Eurocup. La squadra del presidente Longhi vince Trento, finisce così 87-79. Yes, it was a great comeback. We had an amazing second half. Everybody played with intensity and energy. I love Trento.